Ha vinto il no, ma in Veneto è prevalso il sì, seppur con differenze interessanti nei capoluoghi. A Belluno, per esempio, la maggioranza degli elettori ha respinto con oltre il 53% e così è stato anche nei comuni di Limana, Ospitale di Cadore, Soverzene e Lamon. Un voto che chiude una fase di confronto acceso, sovente sopra le righe, ma che ora apre il tempo delle valutazioni. Il referendum confermativo costituzionale sulla giustizia consegna un risultato su cui pesano partecipazione, risultata in crescita, e orientamento dell'elettorato, con uno sguardo particolare alle nuove generazioni. Ho avuto modo di sentire da più parti questa frase per cui la Costituzione scritta dai bisnonni è stata poi salvaguardata dai nipoti. Sì, questo è un fatto molto positivo perché come dire, è la prova che c'è un interessamento anche delle fasce giovanili che solitamente rimanevano un po' estranee e disinteressate invece ecco, alla vita istituzionale direi del Paese. Il sostituto procuratore di Belluno, Alberto Primavera, è il magistrato che nel corso della campagna elettorale ha sostenuto le ragioni del no. Toni pacati, i suoi come pacate sono le riflessioni post voto. Non ho mai concluso un incontro invitando le persone a votare no a prescindere, come se fosse un atto di fede. Il mio appello è sempre stato quello di informarsi e poi di valutare e votare secondo scienza e coscienza. Come magistrati abbiamo cercato di spiegare ai cittadini le ragioni per le quali eravamo contrari a questo tipo di riforma. Questo non significa che non sia necessario comunque rimettere le mani sull'amministrazione della giustizia, ma ritenevamo che quella riforma non fosse la migliore appunto per risolvere questo problema. L'impegno importante a fronte di una materia complicata ha mobilitato anche chi da tempo non si recava alle urne. Archiviata la consultazione, il tema della giustizia resta al centro del dibattito politico e istituzionale, con l'obiettivo di trovare un punto di equilibrio condiviso. E io credo che sia assolutamente necessario affrontare il tema della giustizia cercando di risolvere le problematiche. Questo deve avvenire anche, a mio parere, attraverso un confronto sano, leale e pacato, soprattutto tra le istituzioni. Quindi il tema è soltanto rimandato.